in collaborazione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con lo sportello pensionati. Apriamo la trasmissione intanto dando il benvenuto a una new entry che è Giorgio Lazzarini della segreteria della CISL di Udine, anzi dobbiamo dire che lui è il coordinatore un po', no? Adesso, cioè qual è il suo ruolo nell'ambito della segreteria udinese? Il ruolo si definisce organizzativo. Ecco, ruolo organizzativo, no coordinatore, perché sì. Coordinatore, invece il titolo di coordinatore spetta a Roberto De Marchi, che è stato nominato ieri in un incontro che si è tenuto a Butrio, a Villa Dragoni, e quindi c'è stato questo passaggio, no, di testimone tra Renata Della Ricca e appunto Roberto De Marchi, che proviene dal mondo bancario. Sì. Come è andato intanto l'incontro di ieri? Perché nell'occasione, per il passaggio di testimone, Renata Della Ricca, che salutiamo tra l'altro, e lei rimane adesso solamente come incarico, cioè ha diversi incarichi, ma comunque quello principale è nell'ambito della segreteria regionale, sì, no? Del sindacato. Esattamente, Renata rimane solo, si fa per dire, segretaria, fa parte della segreteria regionale della USR CISL, sì. E quindi ha lasciato il testimone a Roberto, anche perché stava gestendo entrambi gli incarichi ed era forse un po' troppo oberata. Sì, effettivamente. Io spero, cioè, chiaramente di avere qui il nostro ospite anche il nuovo segretario, il nuovo coordinatore dell'AST CISL dell'Udinese della Bassa Friulana, appunto Roberto De Marchi, ma spero anche di avere ancora in trasmissione Renata Della Ricca, anche se è andata alla segreteria, cioè se come ruolo è alla segreteria regionale. Parliamo non togliamo spazio a Giorgio Lazzarini. Allora, intanto parliamo dell'incontro di ieri, perché è stata fatta un po' un'analisi della situazione in generale, no? Per quanto riguarda soprattutto l'Udinese, no? Certamente, ieri l'incontro era l'occasione per fare il passaggio di testimone tra Renata e Roberto e chiaramente fare l'analisi degli ultimi anni di attività e anche dell'attualità chiaramente in cui stiamo vivendo. Abbiamo una situazione molto complicata ovviamente perché abbiamo in corso nel post pandemia una ripresa economica che è stata inficiata ovviamente dalla questione della guerra in Ucraina e con un cambio di governo che è avvenuto da pochissimo, a fine settembre, quindi sono tutte le tematiche da rimettere sul tavolo, tant'è che proprio in diretta, mentre noi siamo qui a Roma, si sta svolgendo l'incontro fra... Almeno si suppone, no, che si stia svolgendo Era previsto alle 4. Alle 4, quindi tante cose... Visti i tempi, presumo che siano ancora lì. Non ho avuto ancora notizie che sia terminato. Ecco, quindi avresti avuto notizie, no? Tu hai pronto il telefonino in caso? Sì, è lì, ma... Ecco, perché se ti arrivano notizie fresche da Roma le comunichiamo in tempo, no? In tempo reale. A Roma stanno discutendo ovviamente delle piattaforme presentate dai sindacati oggi, domani il governo si incontra anche con le parti datoriali, quindi con Confindustria, rappresentanti delle altre associazioni datoriali. Le organizzazioni sindacali stanno portando ovviamente le proprie richieste al governo di attenzione. I temi principali sono ovviamente la previdenza, quindi l'accesso alla pensione, la questione fiscale e lo sviluppo del PNRR per tutte le risorse che sono da mettere in campo e ovviamente tutte le tematiche sociali che sono sempre fondamentali in questo Paese in cui purtroppo non siamo mai abbastanza pronti, abbastanza avanti. Ecco, ti interrompo un attimo, Prego. Scusami Giorgio, perché chiedo venia, non ho salutato Roberto Duca con quella di salutare, no, la new entry, di comunicare le cose nuove. Il Roberto. vecchio entry è sempre dimenticato. Non è vero, non ti ho salutato. Allora ricordiamo che in studio con noi c'è anche Roberto Duca dell'FNP CISL appunto di Udine. Sì, tutto bene Roberto? Sì, tutto bene. Hai appena lasciato lo sportello adesso? Appena lasciato Cividale, sono arrivato. Perché so che in genere quando c'è trasmissione il mercoledì... Sì, sono su.
sei a Cividale devi correre da ancora Cividale. per un po' di tempo, poi vediamo quando le cose si assestano e si arrangiano da soli, io rimarrò un po' più libero e a Udine. A Udine quindi? Sì. Perché ci saranno altre persone che andranno nel Sì, cividalese. vediamo se riusciamo a tirar fuori qualcuno ancora. Sta rientrando la persona che in qualche maniera aveva dei problemi e ha dovuto mollare per un momento il giro, adesso ha in parte risolto i problemi. Penso quindi... di capire di chi si tratti, che veniva anche in trasmissione. No, No, non veniva in trasmissione. Io speravo. No. Speravo anch'io che qualcuno di recupero, Cividale perché abbiamo venisse. avuto delle persone molto in gamba. In trasmissione. No. Boh, abbiamo avuto un ritorno che lavora con i pensionati a fa sportello a Martignacco e anche dell'Alto Friuli, che era un periodo che aveva bloccato. Ecco, adesso è vedi. venuto, una persona che ha cognizione delle cose ed è uno che D'altra approfonda. Sì. Dobbiamo ricordarlo, cioè, lo diciamo in ogni puntata. Tutti i rappresentanti, gli associati appunto dell'FNP CISL sono volontari, volontari che seguono anche dei corsi di preparazione per riuscire a dare perlomeno così indicativamente un orientamento alle persone che hanno problematiche. Sì. Oggi ad esempio che problematiche hai raccolto? Siccome c'è il bonus 150 che è partito, che in qualche maniera non si capiva ancora come, purtroppo la domanda la si deve fare sul portale INPS per quelli che sono non pensionati, non lavoratori dipendenti pubblici e privati, e per quelli che avevano già fatto la domanda precedentemente, anche come badanti e robe così, che hanno fatto la domanda e hanno già ricevuto i 250 euro, quelli in automatico, sapendo i redditi quali sono, sanno se devono erogare i nuovi 150 euro. Naturalmente nel secondo bonus di 150 euro il minimo, diciamo così, si abbassa il minimo reddito, che deve arrivare a massimo di 20.000 euro. Quindi quelli che hanno fatto la domanda precedentemente per quanto riguarda badanti e liberi professionisti e quant'altro, gli arriverà in automatico. Lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori pubblici, i redditi sono depositati, quindi vanno in automatico con i datori di lavoro. Invece per le badanti che non hanno fatto, perché o non lavoravano o erano via, nella prima domanda dei 200, possono recuperare i 200 se le caratteristiche che hanno sono, che devono averli, più aumentati di questo ultimo bonus di 150 euro. La domanda scade entro il 30 di novembre, quindi ricordatevi che bisogna andare a fare la domanda o con lo SPID o con altre soluzioni che diano la possibilità a queste persone di fare la domanda solo sul portale INPS. www.inps.it. Poi ci sono delle sequenze da rispettare che su qualsiasi internet ve lo danno, ad esempio qui c'è scritto che va seguendo il percorso prestazioni e servizi, quindi primo punto dopo entrato nel portale, servizi e poi punto d'accesso delle prestazioni non pensionistiche, poi si apre lo SPID, si entra con lo SPID e si va alla domanda e lì la si compone. Questo è quanto di nuovo, come vi dicevo, sono subentrate le persone, quelle già lavoratori dipendenti pensionati, percettori di reddito di cittadinanza, percettori di NASPI, disoccupazione agricola e altre prestazioni, lavoratori autonomi con o senza IVA, lavoratori stagionali dello spettacolo, titolari di rapporto COCOCO, lavoratori sport e salute, colfebadanti, dottorandi e assegnisti e incarichi alle vendite. Quindi ci sono tante situazioni che possono essere in qualche maniera aiutate da questi bonus. Nulla vieta che forse questo bonus sembra nel decreto aiuti quater che venga prorogata di ulteriori 150 euro, però non è ancora definita. È tutto da vedere. Sì, almeno fino lì siamo arrivati, poi c'è questa possibilità, vediamo, che però vediamo cosa ci dirà il governo, anche perché secondo me il governo è preso anche da tante altre cose, non so. E infatti ne stavamo proprio parlando se riuscirà a fare il tutto con subito. Giorgio Lazzarini, no? Appunto, ancora non sappiamo nulla su come sta evolvendo praticamente, no? questo incontro tra sindacati e governo. Quindi sul tappeto tanti gli argomenti, tante le cose, tante le problematiche.
Sono sempre tante, le soluzioni non sono sempre facili ovviamente. Io provengo da un settore che è quello dell'edilizia, che insomma ha una storia abbastanza importante di problematiche su diversi temi, legalità, sicurezza e regolarità, su cui si lavora da tantissimo tempo attraverso la contrattazione e gli enti bilaterali nostri, casse edili, scuole edili, CPT, e quindi anche in questa fase noi stiamo riscontrando adesso problematiche nuove, non proprio nuove, sono nuove, vecchie, non so come definire, nel senso che con l'esplosione dei cantieri, degli incentivi, del superbonus 110%, c'è stato un deflagrare di richieste, di assunzioni, di personale e di cantieri, in cui però le forze che erano messe a disposizione per il controllo del territorio non sono modificate, sono sempre le stesse. Tenete conto che nell'ultimo anno si può registrare un aumento di almeno il 30% del personale che lavora in regione in edilizia, quindi con difficoltà di reperimento di manodopera importanti, soprattutto qualificata chiaramente. Ultimamente c'era l'impresa che poteva dire cerco l'operaio, cosa sai fare? Niente, perfetto, basta che vieni a lavorare perché non trovo operai. Questo però ovviamente... E anche persone che non vengono a prepararsi perché non ci sono persone che scelgono questa strada. Anche perché è un settore che sempre è un po' lì, no? È sempre in bilico, ha dei momenti in cui esplode, dei momenti in cui implode. Anche oggi leggevo che c'è in discussione nuovamente il patto di stabilità a livello europeo. Vabbè che se ne parlerà, se ne riparlerà nel 2023, però anche se dovesse un'altra volta essere rimesso, riutilizzato il patto di stabilità, quante aziende rischierebbero, no? Già adesso rischio... Auguriamoci che sia un discorso che vada avanti nel tempo e che abbia uno stop. Assolutamente. Ma già il rischio, bene o male, lo corriamo già adesso, perché il fatto di aver avuto questi incentivi al 110 più il 90% facciate e quant'altro, sono incentivi importanti ma a scadenza. Quindi abbiamo avuto una grandissima richiesta nel settore di lavoro, di attività, con problemi di reperimento anche di materiali, di materie prime. Chi ha fatto lavoro in questo periodo sa benissimo come sono quanto devi aspettare, gli infissi, ma qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Solo che il problema di questi incentivi sono a tempo, quindi se entro il 31 dicembre devo aver svolto almeno una quota di lavori, significa che il prossimo anno, se non mi fate una proroga di qualche tipo, che però meno tampone, c'è il rischio che ci sia un crollo un po' del mercato. E questo sicuramente non è una visione ben lungimirante di attività economica del settore. Anche questo era uno dei temi oggi da porre al governo? C'è anche questo tema, il tema degli incentivi, c'è anche questo chiaramente. Pensioni sono il tema eterno, direi. Sì, anche perché bisogna sbrigarsi, perché altrimenti ritorna un'altra volta alla Fornero, no? Quindi si spera che ci sia almeno un intervento rapido per evitare questo ritorno alla Fornero entro il 31 dicembre. Ovviamente il governo si è insediato da un poco più di un mese, chiaramente ci sono tante priorità, ma la priorità sicuramente delle pensioni è sul tavolo ed è a scadenza domani mattina in pratica. Quindi auguriamoci magari la prossima settimana già di avere qualche notizia. Intanto io mi aspetto adesso qualcosa. Prova a controllare se sono arrivate telefonate da Roma. E intanto noi ci facciamo una piccola pausa per la pubblicità. Vi ricordo che a questo punto potete cominciare a telefonare 0432 57 35 17. I nostri esperti vi cercheranno di chiarirvi un po' le idee, vi daranno delle indicazioni, oppure inviare solo ed esclusivamente SMS al 351 570 5687. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio. Intanto Giorgio ha controllato, ancora da Roma ancora nessuna notizia, niente di nuovo. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto? Pronto? Buonasera. Mi sente? Pronto? Sì? La sentiamo. Io sono un vostro assiduo ascoltatore. Bene, mi fa piacere. Mi fa piacere. Mi scusi, volevo fare una domanda, forse adesso non è inerente alla trasmissione.
Volevo chiedere qual è diciamo, il minimo di, sono un pensionato, il minimo di reddito per avere la 14ª? Ah, ecco. Domanda. C'è un minimo al di sotto di quello ha diritto alla 13ª, però se me lo chiede adesso a memoria non me lo ricordo. Male, dovevi portarti Non dietro me lo il ricordo. prontuarietto, So che come la si fa 14ª, Roberto? siccome scade a giugno, Eh. in quella volta noi abbiamo tutto in mano, perché sappiamo che le scadenze sono lì. Però al mese di novembre... Io non riesco se a mi ricordarmelo francamente, non ma so se è... 12 o 13 mila euro, ma adesso posso sbagliare di quanto... No, è 1000... No, no, 1000, no, no, 1000 rotti euro al mese di pensione. Sì, ma per qui va quelle a 12, mensilità 13.000. Giorgio non se lo deve ricorda. avere più di tot Sì, all'anno. infatti. No, onestamente. Se lascia il numero di telefono qui, sarà mia premura domani chiamarlo e dirglielo, il limite. Ah, ho capito. Se lascia il numero qui in redazione, Sì, è perché solo... io no, volevo dirle ancora una cosa. Posso? Certo, prego. Sì. Ecco, mi scusi. Siccome di solito io in questi anni avevo un proprio a filo con la mia pensione, non riuscivo ad avere la 14ª, se ci sono delle modifiche in atto magari può darsi che abbia ancora possibilità. Perché lei al mese di Insomma, se lei domani ha se un... mi lascia il numero io domani le dico. questo numero mi fa un po' Sì, sicuramente, perché è solo una questione di memoria del numero, non ce l'ho in testa in bene. questo momento. Va bene? Ok? Grazie tante. Niente, arrivederci, Sentiamo su. salve. Salute, salve. Grazie, grazie per aver Bene, chiamato. bene. Continui a guardarci, anche se oggi Sì, stiamo certo, perdendo colpi, perché siamo nemmeno sempre io mi fissi ricordo. noi. Grazie a Va lei, bene. grazie a voi. Grazie per aver chiamato, buonasera. E abbiamo dei messaggi. Mio marito, classe 1963, lavoratore precoce, no lavoro usurante dal 1980. Ci sono novità dal nuovo governo? A dicembre 2022 ha 42 anni e 10 mesi di contributi. Quanti mesi di finestra? Quando si può dare le dimissioni? Allora, diciamo che quanti mesi di finestra sono sempre 3, quindi poco osta. Nel senso che se lui matura i 42 anni e 10 mesi al 31/12/2022, fino al 1° di aprile non esce. Può anche dare dimissioni e stare in stand-by fino al 1° di aprile 2023, oppure continuare a lavorare. L'importante è che poi la data di chiusura del rapporto sia antecedente al 1° di aprile 2023, naturalmente, quindi preavviso compreso. Quindi se lei fa uno sforzo e non so come, o passa nelle nostre sedi, perché bisogna vedere in che settore lavora suo marito, che tipo di preavviso ha e quando può mandare via le dimissioni e chiudere il rapporto. Sappiamo che è il 31 di marzo, ma però bisogna vedere il periodo di preavviso che ha e che tipo di incarico o di inquadramento ha il marito, per capire poi quanto c'è e quanto serve. Ecco, questo è quanto, però dico io, se riusciamo a farci dare il numero di telefono, magari ci sentiamo e ci mettiamo in contatto per Beh, io il numero di chiarire. telefono Me ce lo l'ho dai, qui, io certo, poi domani te lo giro. li contatto e faccio le domande che servono per capire quando deve chiudere il rapporto. Ecco. Però 31/12/2022, 42 anni e 10 mesi, 3 mesi di finestra e poi esce. Allora, scrivo per conto di mia... Ah, c'è una telefonata pronta. Vediamo chi c'è in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera. Io sono una signora di Monfalcone. Sì. Pronto? Sì, la sentiamo Prego. bene, signora, certo. Ecco, allora sono una signora di Monfalcone. Volevo chiedergli una gentilezza. Io ho mio figlio che lavora per i cantieri di Monfalcone, no? E io sono invalida al 100%. Ha diritto a chiedere al datore di lavoro la 104 di 3 giorni per stare a casa che io ho bisogno, o solo per gli ospedali, enti pubblici, quelle cose varie? No. Anche suo figlio ha il diritto, se lei è invalida al 100% e ha bisogno di essere assistita per fare visite e quant'altro, il figlio fa la domanda ai 104,
con la documentazione che lei ha Tutte dell'invalidità. le carte dal mio medico o Sì, dal patronato? tutte le validità al patronato, fanno la domanda 104, quando viene riconosciuta suo figlio poi avrà questi 3 giorni al mese. Volevo chiedergli, le viene tolto dallo stipendio i giorni che sta a casa, quelli o no? No, vengono pagati dall'azienda, anticipati dall'azienda, vengono pagati ma dall'azienda. retribuiti poi, recuperati dall'azienda nei confronti dell'INPS. Va bene, la ringrazio. Niente, Buonasera. arrivederci. Grazie a lei, buonasera. Io intanto sono andata a curiosare per quanto riguarda la 14ª, il reddito complessivo individuale fino a 13.633. Ecco, vedi. 13.633, limite 633. in cui deve avere la 14ª la singola persona. In attesa però sempre della circolare esplicativa dell'INPS, ovvio, no? ovvio, Chiaramente. ovvio. Bene, quindi anche questo per il signore Se il che ci ha signore è chiamato ancora Daco lì Droipo. che ascolta, gliel'abbiamo data in diretta. Ecco, abbiamo ancora un messaggio perché continuano ad arrivare i messaggi. Adesso Bene, ne abbiamo 2. ecco qua. Ah, ecco qui, vedi che qualcuno ci ha aiutato da casa e ha scritto 13.633 euro il limite per la Bravissimo. 14ª. Grazie. Grazie, vuol dire che abbiamo risolto. persone attente, grazie, e che ci aiutano nei vuoti di memoria, perché effettivamente... Buonasera, da un anno ho Ape Social, questo mese non ho avuto il bonus 150 e mi aspetta, e così anche la 13ª, grazie. Perché non ha avuto i 150? Se è in Ape Social Appunto, dovrebbe no? averla direttamente dall'INPS. E quindi Da un anno ho Ape Social, questo mese non ho avuto il bonus 150 e mi spetta. sì, quindi se l'aspetta bisogna in qualche maniera E così contattare. anche la 13ª, ossia Se la allora se deve avere anche la 13ª, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Bisogna andare a vedere. Bisogna andare... Sì, perché se non gli è andato la 14ª, già a giugno vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. O non ha mandato delle informazioni inerenti a queste cose, Sì. e quindi se gli è saltata la 13ª vuol dire che ha un reddito superiore e che quindi rischiamo poi di non essere sotto i 20. Come? Ape Social non è prevista per 12 mensilità. 12 mensilità. Ok. E quindi... Dovrebbe arrivare a prenderla. I Dovrebbe 150. arrivare. I il 150? 150? L'Ape Se il Social, reddito sì, è... siamo a 1500 euro, se non ricordo male. 1500 per Quindi 12. siamo sotto di 35 euro sulla quota mensile. Sì. Dovrebbe farci. Niente, è meglio che si rivolga a un patronato, a seconda, non so adesso Certo. di che zona è il signore, però Udine, come può essere Cervignano, Torviscosa e quant'altro, va a vedere la situazione per vedere cosa è successo. Comunque, in teoria, l'INPS dovrebbe aver erogato, visto i 1500 per 12. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Roberta da Udine. Buonasera. Buonasera. Senta, volevo chiedere una cosa. Mia mamma Sì. non supera i 13.000 euro di reddito, Sì. però non ha la 14ª. Non supera il reddito. No. E come mai? No, Roberto? volevo chiedere, bisogna chiedere all'INPS appunto. o al Però patronato? bisogna andare a un di dov'è signora? Sua mamma di dov'è? Udine. Udine. Non avevo sentito. Ecco, venga al patronato in via Cicconi, perché lì ci sono delle cose da fare per poter poi operare per avere il pagamento della Sì, 14ª. posso chiedere solamente una cosa, da che anno, mia mamma è vedova, da che anno lei avrebbe avuto diritto di averla? Da quando è al di sotto di quella cifra lì. Essendo vedova, ha una pensione di reversibilità del marito? Sì, però non supera... Però Cioè, fra questa e quella non arriva a 13.600 euro. No, arriva a 12. E allora le conviene passare in patronato e capire, perché sennò bisogna Ma farne... deve portare qualche carta? E tutte le carte che ha, quindi dichiarazione dei redditi, tutta quella roba lì, la pensione di reversibilità, la sua pensione, e poi fare la richiesta del pagamento, perché di solito l'INPS in automatico lo fa.
Ma per quello... Cosa accade? Delle volte, quando ci sono pensioni di reversibilità e quant'altro, bisognerebbe fare a gennaio il RED. Ma noi facciamo anche il RED, quello mi sembra strano, però non gliel'hanno data. E allora bisogna andare a vedere presso il patronato, a vedere il perché di questa cosa. Che poi... Grazie mille. Niente, arrivederci. Grazie, ma volevo chiedere, grazie per aver chiamato, ma ha effetto retroattivo? Quindi, sì, può andare ecco, dietro. perché mi pareva che la signora chiedesse anche questo. Ecco, quindi ha effetto retroattivo. C'è roba retroattiva. Sì. Per quanto riguarda la PESOCIA, parlando prima della PESOCIA, sono 1.500 per 12, sono 15.000, 18.000, quindi siamo sempre che non sia entrato 20.000. in AP socio in corso d'anno e avesse magari un reddito un po' più alto. Quindi prima. possiamo essere a rischio. Va verificato chiaramente caso per caso. Caso per caso, certo. Ci facciamo un'altra piccola pausa per la pubblicità, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante. Rimanete con noi, mi raccomando. Eccoci nuovamente in studio. Dobbiamo fare intervenire anche Giorgio Lazzarini, no? Che sta cominciando a prendere visione, abbiamo detto si è occupato di un settore specifico e adesso appunto è entrato, no? Nel coordinamento. Freschissimo di nomina. Freschissimo di nomina, nominato ieri, quindi deve prendere visione per quanto riguarda la situazione in generale, no? Perché se le chiediamo qualcosa al comparto edilizia a legno sa tutto. Tutto. Insomma, so abbastanza. Ecco, quello sicuramente, soprattutto io ho fatto parecchi anni nel territorio di Trieste e Gorizia, abitando pure a Udine, adesso però insomma, sono stabilmente, completamente sulla provincia di Udine e quindi sto prendendo un po' le misure sul territorio, sto cominciando a visionare le sedi, Cividale, ho cominciato a vederla da poco, vorrei andare a Manzano, tutte le sedi periferiche e cominciare a vedere le problematiche sul territorio dei nostri operatori e degli sportelli per cercare insomma di essere di supporto il più possibile organizzativamente. Organizzativamente, visto che è di questo che si deve occupare. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, io parlo... Buonasera. Buonasera, io parlo... Mamma sbassa. Sì, che abbassi l'apparecchio televisivo. Sì, adesso ci siamo. Allora, sono la signora di Monfalcone. Sì. Allora, volevo chiedere una cosa. La mia mamma ha un ISEE che non supera i 12.000 euro. La mia domanda è questa. Il bonus luce, il bonus gas, viene direttamente e automaticamente sulle bollette o si deve fare domanda? No, viene automaticamente sulle bollette, perché attraverso la dichiarazione dei redditi e il consumo delle bollette sanno come fare e fanno il bonus automaticamente. Così mi è stato detto anche a me. Quindi da chi... E con quando? È già attivo? Non è attivo perché in novembre, sulla pensione di novembre la mamma non ce l'ha. Non sulla pensione. Ma non sulla pensione, signora. Sulla bolletta? C'ha lo scarico sulla bolletta, paga di meno. Sulla bolletta? Paga di meno? E dovrebbe comparire le bollette? Deve comparire nella bolletta lo sconto. Sì, appunto, giustamente Giorgio diceva che con l'aumento delle bollette non è che ci si accorga, no? Probabilmente non ci si accorge neanche. E comunque deve guardare la bolletta, controlli. Volevo approfittare della quella della luce? Sì. Ecco, sia quella del gas che quella della luce? Sì. Già che la signora ha ricordato la questione ISEE, approfittiamo per ricordare a tutti gli ascoltatori che siccome adesso l'ISEE è diventato obbligatorio anche per l'assegno unico, l'assegno unico va fatto entro febbraio del prossimo anno, è bene cominciare a prenotare l'appuntamento già ora per gennaio, febbraio, perché altrimenti si intaseranno tutti i CAF e sarà difficile poi trovare spazio. Ecco, quindi anche lei provveda immediatamente, È meglio signora. provvedere anticipatamente, non aspettare l'ultimo momento. Ok, va bene, grazie mille. Grazie a lei per aver chiamato. Ho fatto domanda 2013 per invalidità civile, intervento caviglia e rifatto tendine e tallone d'Achille. Adesso ho fatto isterectomia utero. Posso provare a rifare domanda? Mi riconosceranno qualche punteggio? Com'è accaduto il tutto? Io qui... Non tanto la seconda, perché quella purtroppo è una roba che viene a una
parte delle persone, no? Certo. Ma il fatto della caviglia del tè, com'è successo sul posto di lavoro? Qui è successo non è facendo? specificato, quindi sarebbe bene che magari chi ha scritto ci specificasse. Perché se ha un incidente stradale è una roba, se la prendono sotto è una, ma comunque sempre Comunque 2013 l'aggravamento entro 10 anni. 10 anni e quindi di conseguenza è meglio che lei specifichi come è successo e poi... faccia richiesta d'aggravamento se ha avuto eventualmente, un e comunque in un caso intervento. così sicuramente è bene rivolgersi allo sportello del patronato perché sono casi molto particolari. Sì, sempre. Sì. Allora c'era ancora... C'è ancora qualcuno? Sì, buonasera, vorrei sapere quando un sanitario che si è licenziato riceverà il TFR. Ma bisogna vedere quando, quanti anni, come... Sanitario, contratto pubblico. Ecco qui chi ha scritto prima, ho avuto a casa incidente domestico. Sì, quindi non ha rivalità su nessun altro, che purtroppo è successo appunto. Quindi deve fare la visita, vedere se c'è un aggravamento e chiedere l'aggravamento dell'invalidità fino a... Quello del piede, in specifico. E anche se c'è invalidità per il resto, diciamo, rimaniamo all'esterno della malattia, che è delicata, però sì, ecco. Ecco, quindi stavamo dicendo quando un sanitario che si è licenziato riceverà il TFR. Sanitario è pubblico, il pubblico sappiamo che ci sono varie possibilità, sia della scuola che è pubblico, sia per i sanitari, sia per gli enti locali. Se va, le do un'indicazione perché non ho a memoria quella roba lì, però se va su internet e vede sanitario TFR o TFS, gli escono tutte le date in cui uno deve avere, salvo che uno non sia morto e allora gli eredi, poverini, devono chiederlo, gli viene pagato in tempi abbastanza stretti, il resto però va a scadenze che non sono poco, anche sono abbastanza lunghette e quindi devono metterci un momentino, dipende poi da quant'è. La prima tranche. La prima tranche sono 2 anni se non vado errato, 2 anni e mezzo, 24 mesi, 24 lì in giro, però su internet si trova la scadenza, perché ognuno ha la sua scadenza proprio, no? Non sono uguali. A me è capitato, la scuola ha una scadenza, gli enti locali hanno un'altra scadenza, la sanità un'altra scadenza, che magari può essere simile, però e ci sono quei casi dove invece possono chiedere, addirittura possono chiedere anticipazione sulle banche in cui c'è l'accordo, chiedono un'anticipazione che gli viene data di una parte, non tutto, di una parte, e poi ci sarà la rivalsa quando andranno a pagare per avere i soldi indietro, insomma, ecco. Roberto, mancano 2 minuti alla chiusura della trasmissione. Ti devo Io so parlare, che tu devi parlarmi assolutamente della nuova apertura del Torviscosa. Abbiamo finalmente inaugurato la sede di Torviscosa, sede storica da tanti anni. Eravamo lì e quindi in un polo chimico non indifferente, grosso e grande per tanti anni. Ha fatto la storia della chimica in Friuli. Di un nostro operatore sindacale, un sindacalista che purtroppo è mancato nel novembre, per cui Augusto non siamo Salvador, lì, nel novembre 2018, Augusto Salvador, che ho conosciuto anche molto bene, con cui lui ho lavorato, abbiamo fatto tante cose, uno che ci teneva alla chimica e che spingeva per l'innovazione, per tutte queste cose qua. Sappiamo cosa e quanto ha lavorato anche non solo per la chimica, ma metti il caso che lui seguiva anche i tessili e anche le gallerie, come la Safilo con 500 e rotti dipendenti, Esubero in qualche maniera più della metà li ha ricollocati e questo è stato un lavoro veramente faticoso per lui e per quelli che hanno seguito la vicenda. Naturalmente purtroppo poi a giovane età ci ha lasciati, ci è dispiaciuto moltissimo e abbiamo dedicato un ufficio in quella sede espressamente a lui, a Salvador Augusto. Abbiamo fatto la festa il 28 di ottobre, scusate, con la presenza sia del nazionale della FEMCA, sia della moglie e sia delle categorie vicine alla FEMCA. È stato un bel ricordo, siamo contenti di aver fatto questo e un nuovo saluto al nostro sempre compagno vicino Augusto Salvador, che ci manca. Bene, siamo in chiusura di trasmissione, non posso fare, quindi da Roma niente, non è arrivato nulla, evidentemente stanno ancora parlando. Ringrazio Roberto Duca dell'FNP CISL di Udine
e lo trovate se volete allo sportello di Cividale. Anche. No? Anche. Il mercoledì. Ecco. E salutiamo anche, gli auguriamo buon lavoro, in bocca al lupo per tutto, visto che appunto abbiamo detto di fresca nomina, Giorgio Lazzarini della segreteria CISL di Udine. Lui si occuperà di organizzazione del sindacato. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo mercoledì prossimo, sempre in diretta alle 18:15. Arrivederci. Arrivederci a tutti. Arrivederci. In collaborazione con FNP CISL Udine.